Qui siamo sempre a Scampia, a poca distanza dalle Vele, però sembra un altro mondo. Perché ci sono queste due facce in questo quartiere? Innanzitutto perché queste sono edilizia residenziale pubblica assegnata, mentre nelle Vele, se ben vede, la stramaggioranza sono occupanti. L'occupazione, l'abusivismo, la mancanza della presenza dello Stato, delle istituzioni hanno fatto sì che quello diventasse terreno fertile solo per la criminalità. Scampia è fatta di 4 chilometri, una città in una periferia, praticamente siamo circa 80.000-90.000 abitanti. Il quartiere non è poi un quartiere degradato, l'uscita dalle Vele, l'uscita da quel ghetto che è voluto, non creato ma è voluto, quindi troverà una Scampia diversa. 4 anni fa, in seguito alla sospensione poi dei servizi, i cittadini stessi si sono attivati. L'associazione oggi è composta da cittadini che vedono qui. Lei taglia l'erba? Faccia un po' di tutto, io sono il tesoriere dei Polici Verdi. È il tesoriere dell'associazione? Come tutti al lavoro. E quindi tutti quanti voi fate qualcosa insomma sì, qua sì, nel questo dovrebbe essere l'umanità per tutti, curare l'aria dove uno abita. Ma avete dei fondi dal comune per il lavoro che fate? No, nessuna istituzione ci ha dato dei soldi. Qua tutto quello che vede è frutto delle 20 euro di ognuno di ogni socio, 20 euro all'anno. Più i cittadini contribuiscono a chi ci dà 5 euro, 10 euro e li mettiamo a disposizione per la benzina o per fare delle strutture per i bambini che abbiamo fatto adesso. Abbiamo incassato circa 1.400 euro e sono stati spesi tutti per fare quel parco giochi. Per parco. La periferia è come il paesino, si deve aiutare da sé perché il centro è il centro e quindi viene aiutato dagli enti pubblici, dagli enti competenti, mentre la periferia è quella più dimenticata. Dato che noi non siamo inferiori a nessuno, ci autogestiamo e ce lo facciamo noi e viene anche meglio, sembra, quindi... Scampia non è Gomorra, invece io quando vado da tutte le altre parti, ah sì, tu sei quella che hanno sta Gomorra, ti hanno girato Gomorra, non è così. Io sono contenta che avete fatto questo filmato perché fate vedere anche questa realtà, anche questa è Scampia. Lei è orgogliosa di essere di Scampia? Sì, io lo dico ad alta voce. Sì, sono fiera di dire ora sono di Scampia, anche i miei ragazzi. Scampia, che è un quartiere ricchissimo sotto l'aspetto dell'umanità e sotto l'aspetto dell'associazionismo, anche se il paese, la città legge questo quartiere solo per le notizie che arrivano, come dire, di rimbalzo da Gomorra. Ma qui c'è anche tanto altro e quindi noi abbiamo rappresentato in qualche modo la realizzazione di una cosa bella. Siamo partiti da un campetto polveroso e fantozziano, ma molto romantico, diciamo così. Poi il classico campetto di periferia. Sì, certo, ovviamente. Poi nel tempo siamo cresciuti, abbiamo fatto un po' di strada, i ragazzi di Scampia hanno dimostrato di essere ragazzi in gamba. Noi come associazione abbiamo fatto la nostra parte, siamo molto radicati sul territorio, qualcuno ci conosce, ci hanno dato una grande mano. In primis la Fondazione Cannavaro Ferrara che ha sposato in toto il nostro progetto. Facciamo un poco di tutto per l'inclusione delle donne del territorio. E si inizia con le giovanissime portandole qua a giocare a calcio, perché? Perché è molto difficile, cercare di far includere in un progetto le adolescenti. Abbiamo capito che a loro piaceva il calcio. Le ragazze vengono seguite anche con il percorso di studi, diciamo che anche in un ascolto psicologico, cerchiamo anche di curare il discorso della famiglia, le accompagniamo anche in processi di inclusione lavorativa quando non c'è l'abbandono scolastico e non c'è più l'obbligo, insomma un progetto a parte. Che rischio c'è per i giovani che stanno a Scampia? Le periferie sono quelle che più questo pericolo lo corrono, nel senso che non ci sono grandi strutture, non ci sono grandi luoghi di aggregazione, non c'è il lavoro, si trascura un po' la scuola e quindi quando un ragazzo viene messo in queste condizioni corre dei gravi rischi.